Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati con Qui Ascom, la rubrica che vi tiene informati ed aggiornati su quelle che sono le iniziative promosse dai commercianti e dagli esercenti di Vittorio Veneto, una rubrica realizzata in collaborazione con Ascom Vittorio Veneto. Siamo qui con Michele Paludetti e siamo qui per parlare di centenario, perché ormai insomma le varie celebrazioni stanno entrando nel vivo e anche i commercianti, anche gli esercenti vogliono fare la loro parte, ovviamente. Siamo qui per informare anche la cittadinanza, la popolazione su quelle che sono alcune iniziative che sono già iniziate, che stanno avendo luogo in città, e anche delle iniziative future, perché sappiamo che saranno dei mesi molto intensi. Allora, Paludetti, iniziamo da una cosa visibile per chi passeggiando in centro ha lanciato un occhio, ha dato un occhio alle vetrine del centro. Che cosa avete fatto? Buongiorno a tutti innanzitutto. Sì, l'anno del centenario è un anno importante sicuramente per la città di Vittorio Veneto. Non più tardi di febbraio avevamo firmato un protocollo d'intesa con il comune dove ci venivano chiesti determinati punti da svolgere come associazione di categoria. Abbiamo avuto il piacere di metterli in atto quasi tutti, stiamo lavorando assiduamente con i nostri uffici per cercare di essere pronti per questi eventi. E tra questi c'è appunto l'abbellimento delle vetrine con delle foto che sono del Museo della Battaglia, in accordo con l'assessore alla cultura Antonella Uliana, ed è veramente stato un passo importante perché circa 160 pubblici esercizi e negozi, attività commerciali e artigiane hanno aderito a questo punto importante per dare uniformità alle vetrine e a tutto il territorio e cercare di rendere veramente appetibile questa nostra bella città in questi momenti, ecco. So che avete fatto dei veri e propri corsi anche per l'abbellimento, insomma, delle vetrine, giusto? Ecco, tra i punti appunto toccati c'era l'abbellimento delle vetrine tramite dei corsi di formazione con il professor Antonio Marcel, che sono stati molto frequentati e hanno dato secondo me degli esiti molto positivi. E fare vetrine al giorno d'oggi è importante perché rischiamo altrimenti, se non siamo in grado di farle belle, di cadere nelle banalità. Avere qualcuno che ci segue oppure seguire dei corsi può dare degli input positivi per abbellire le nostre attività sicuramente. Abbiamo visto quindi delle foto, le foto storiche del fondo Marzocchi, il fondo del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, fare bella mostra appunto nelle vetrine dei commercianti vittoriesi. Ma non solo, ci sono anche dei cimeli che sono stati messi a disposizione grazie alla collaborazione del signor Alberto Bett, giusto? Esattamente, il signor Alberto Bett, che è uno dei più grandi, se non il più grande collezionista di cimeli storici della Grande Guerra, ha dato piena disponibilità di dare a chi li chiedeva, a tutti i pubblici esercizi e commercianti, dei cimeli da poter abbellire le vetrine e richiamare il ricordo appunto di questa Grande Guerra. Il lavoro è stato fatto anche questo in maniera positiva, anche se ci sono stati dei problemi, perché ovviamente essendo dei cimeli anche storici molto importanti e di grande valore c'era il problema di assicurare queste mostre in ogni attività commerciale e questo ha dato dei problemini un po' a tutti, ecco. Quindi il consiglio che noi possiamo dare, se appunto i nostri telespettatori non l'hanno ancora fatto, è quello di farsi una bella passeggiata a Vittorio Veneto e guardare sia i prodotti esposti ovviamente in vetrina, ma anche le foto e i cimeli che ci fanno entrare in questo clima del centenario della Grande Guerra. Non solo, avete allestito anche a Palazzo Todesco un qualcosa. Ecco, partirà la prossima settimana, se riusciremo a completarla, anche lì una mostra di cimeli della Grande Guerra sotto il Palazzo Todesco, che è già anche lì occupato da una mostra organizzata dagli alpini, perciò anche Serravalle sarà ben fornita di eventi, come sempre comunque Serravalle, di opere d'arte, di opere cimeli e di tutto quello che ci va dietro, insomma. Quindi anche in questo caso l'invito a fare un salto a Palazzo Todesco, perché lo stiamo raccontando in questi giorni, gli alpini hanno allestito ben 3 mostre all'interno del palazzo e questa andrà ulteriormente ad impreziosire quella che è la proposta culturale anche associata al centenario della Grande Guerra.
Andiamo avanti, avete distribuito anche nelle vetrine il manifesto, il logo ufficiale quando scoppia la pace, quindi per dare un'immagine coordinata, un'uniformità anche di tutte queste iniziative. Certo, anche questo è stato fatto da Ascom, però su disegno ovviamente del comune, quando scoppia la pace, che sembra uno slogan veramente importante, perché qui ricordiamo la guerra, ma speriamo sempre che qui si ricordi la pace, ecco, per evitare che ce ne siano di altre guerre in giro per il mondo, e è stato appunto stampato per tutti i negozi e le attività commerciali questo manifesto, questi manifesti che veramente sono molto ma molto belli e uniformano anche questi e tutte le attività del territorio, ecco. Abbiamo parlato delle vetrine, ma veniamo anche alla parte un po' più festaiola, se possiamo dire anche. Sappiamo che in questi mesi ci saranno tantissimi appuntamenti, tantissimi raduni che vedranno l'afflusso a Vittorio Veneto di migliaia e migliaia di persone. Allora, gli esercenti di Vittorio Veneto che tipo di proposta fanno ai turisti e anche ai vittoriesi? Allora, già da venerdì e sabato prossimo, che c'è la Dunata dei Fanti, ci sarà una mini notte bianca, mini perché purtroppo non siamo riusciti a far chiudere il centro cittadino, e per questo abbiamo messo in allerta tutti i pubblici esercizi che hanno dato la disponibilità per creare loro degli eventi interni o esterni sulle terrazze, in modo da allietare le serate di questi raduni. E tutti sono molto disponibili e tutti hanno dato una grande disponibilità anche a entrare a far parte di questa rete di pubblici esercizi che saranno chiamati per 6-7 mesi a dare la loro disponibilità, e grazie a Daiem, che ci ha dato un supporto non indifferente, siamo riusciti appunto a mettere insieme un po' tutti i pubblici esercizi e ristoranti da San Giacomo di Veglia, nel centro cittadino fino a Serravalle, passando per il Duomo e Costa, ecco. E perciò questa è una mini notte bianca, ma ce ne saranno altre che appunto sono state richieste anche dal comune, che verranno messe nero su bianco, credo a presto, ecco. Quindi l'invito è quello di vivere la città, ci saranno dei menù anche convenzionati, quindi ci sarà la possibilità di pranzare o di cenare, insomma anche con un po' di sconto nell'ambito di questo centenario. Vittorio Veneto accoglie il centenario e quindi l'iniziativa è quella proprio di unirsi tutti insieme in maniera corale per fare una grande festa quest'anno. Esattamente, nello stesso progetto di prima con IM proprio siamo riusciti a coinvolgere tutti i pubblici esercizi anche qui per creare dei menu con prezzi fissi, con prezzi agevolati per tutti quelli che aderiscono alle adunate e per i familiari ovviamente. Perciò è stato fatto un lavoro veramente importante e speriamo appunto che tutto vada dritto, perché è un periodo impegnativo per tutti, credo per il comune, per qualsiasi associazione, per qualsiasi attività imprenditoriale, e speriamo che sia importante per tutti, ecco. E mentre appunto qui anche dietro e a fianco a noi fervono i preparativi, perché si sta lavorando alacremente per rendere anche presentabile, insomma nel migliore dei modi, il centro cittadino, l'invito ai cittadini qual è? L'invito è di rimanere in città in questi giorni di adunate, e dare l'idea di una città viva e veramente accogliente. Vediamo in tutti gli appartamenti, in tanti appartamenti, il tricolore che sventola, vediamo veramente che c'è un fervore non indifferente. Speriamo che questo duri intanto 6 mesi, fino alla Dunata dei paracadutisti, se non sbaglio, che deve essere l'ultimo verso fine settembre, ma che diamo l'idea di una città viva e con la voglia di riemergere da un periodo un po' di sonnolenza, ecco. Perciò buone adunate a tutti e in bocca al lupo a tutti, ecco. Grazie a Michele Paludetti, presidente di Ascom Vittorio Veneto, vi abbiamo raccontato quello che faranno i commercianti e gli esercenti. Ognuno è chiamato a fare la sua parte in quest'anno del centenario. A tutti voi un buon proseguimento con la nostra programmazione.